Una buona serata al pubblico di TV7 Match, benvenuti a questa puntata della trasmissione. Dunque, dopo la pausa estiva, vi presento subito gli ospiti che abbiamo in studio. Inizio alla mia sinistra, come sempre, Graziano Azzalin, consigliere regionale del Partito Democratico. Buonasera. Grazie dell'invito. Grazie a lei di essere qua. Al suo fianco Luca Azzano Cantarutti, Indipendenza Noi Veneto, Grande Nord. Buonasera avvocato. Grazie anche a lei. Il nostro editore Ermanno Casen. Buonasera Ermanno. Buonasera Tullio. Grazie di essere qua anche a te. Al suo fianco Luciano Sandonà, Lega Nord, consigliere regionale Veneto a Palazzo Ferrofini. Buonasera anche a lei. Allora, iniziamo questo nuovo ciclo di trasmissioni parlando questa sera, affrontando due temi che sono particolarmente sentiti in questo periodo, e cioè quello del referendum sull'autonomia del Veneto. Si voterà tra poco più di un mese, il 22 di ottobre, e la questione della legge Lorenzin, la legge sui vaccini, visto che poi in questi giorni si aprono le scuole, c'è grande fermento, sono state parecchie, c'è stato abbastanza caos sulla questione, e ne parleremo nella seconda parte della nostra puntata di questa sera. Come sempre TV7 Match apre ricordando la storia. Anche questa sera quindi iniziamo con delle ricorrenze che sono avvenute tanti anni fa in questi giorni. Allora, subito la sigla di Memorandum. Memorandum. Storia e memoria. 4 settembre 1970. Salvador Allende viene eletto presidente del Cile. È il primo presidente marxista del continente americano eletto democraticamente. 7 settembre 1953. Nikita Khrushchev diventa segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Con lui inizia la destalinizzazione del paese. 8 settembre 1943. Il maresciallo Pietro Badoglio annuncia l'entrata in vigore dell'armistizio firmato con gli anglo-americani. 9 settembre 1976. Muore a Pechino Mao Zedong. Era presidente della Repubblica Popolare Cinese dal 1949. 10 settembre 1827. Muore in Inghilterra Ugo Foscolo. Era nato a Zante nel 1778. E allora, questi sono i nostri appuntamenti con la storia che affronteremo in questa nostra prima parte di TV7 Match. Iniziamo allora da questo 4 settembre del 1970, quando Salvador Allende diventa presidente in Cile. Come diceva nella sigla, il primo presidente marxista eletto democraticamente nel continente americano. E allora, prima di iniziare a parlare, sentiamo un pochino la storia di Salvador Allende. 4 settembre 1970. Cile. Salvador Allende vince le elezioni presidenziali. È il primo presidente marxista democraticamente eletto del continente americano. Allende rimane alla guida del paese fino alla sua violenta destituzione, avvenuta a seguito del colpo di stato militare guidato dal generale Pinochet e appoggiato dagli USA l'11 settembre 1973. Il golpe segna l'inizio di una sanguinosa dittatura militare che durerà 17 anni. Durante il golpe, Allende si rifugia nel Palazzo della Moneda, dove verrà trovato morto. Ancora oscura la dinamica della morte, anche se un testimone oculare sembra confermare la versione del suicidio. Allende avrebbe deciso di uccidersi piuttosto che arrendersi a Pinochet. Allora, ecco qua. Allora, iniziamo allora un po' a ricordare questa figura di Salvador Allende. Io inizierei da Luca Azzano Cantarutti. Allora, si diceva primo presidente marxista eletto democraticamente, poi di fatto la sua storia, diciamo, come presidente del Cile è una storia piuttosto breve.
Sì, è il primo presidente che è stato eletto democraticamente, ma all'interno del continente americano già avevamo avuto l'esperienza di Fidel Castro in precedenza, che era salito al potere dopo il colpo di Stato, diciamo, che aveva visto gli americani tentare lo sbarco alla Baia dei Porci, ma gli è andata male. Per la prima volta un popolo, quello cileno, decide invece di eleggere democraticamente un presidente marxista. Sappiamo come purtroppo è andata a finire, perché il generale Pinochet, i militari hanno poi rovesciato Allende instaurando una dittatura, però è rimasto comunque nella memoria il nome di questo statista, perché possiamo definirlo statista. Ci voleva coraggio in quegli anni per dire, nell'America Latina, dove dominava comunque l'influenza statunitense, ci voleva coraggio per dire: io sono marxista e mi candido e riesco ad ottenere dal popolo questo consenso che mi è necessario per governare. Poi si sa, gli Stati Uniti sono i gendarmi del mondo, hanno detto che non gli andava bene e quindi qualcuno è riuscito a rovesciare questa sorta di presidente che comunque è rimasto nella storia. Come molti altri, come Castro, come altri, però Salvatore Allende ha sicuramente lasciato un segno, perché è stato il primo che ha ottenuto il consenso attraverso il voto. Un referendum dell'epoca, possiamo dire, visto che poi parleremo del referendum. Dopo parleremo del referendum. Cosa dice Azzalina? Concorda con i paralleli storici, soprattutto così distanti, sono un po' sempre qualcosa di azzardato, insomma, che sconsiglierei nei nostri ragionamenti politici di questa sera con l'attualità. Però anch'io sono d'accordo che è stato un presidente coraggioso candidarsi e avere il consenso. Purtroppo l'influenza americana in America Latina, gli interessi degli Stati Uniti in America Latina erano tali per cui non potevano tollerare di non controllare un paese ricco di risorse, insomma un paese che in qualche modo era funzionale agli interessi del Nord America, e quindi da questo punto di vista rischiava di essere destabilizzante una certa egemonia. Ecco, è stato forse dei personaggi storici, insomma dopo ognuno sono personaggi che hanno fatto la storia, però indubbiamente è stato un personaggio molto molto significativo. Professor Casen, allora qui l'influenza americana ovviamente ha giocato un ruolo determinante nel... Ma c'era un piano americano per il Sud America, ma c'è tuttora. Sud America è praticamente una colonia degli Stati Uniti, tuttora, e dalla Sud America traggono grandi vantaggi economici, e in particolare nel Cile allora il vantaggio economico, perché aveva molte miniere di rame, e il rame a quell'epoca, come anche oggi, è un materiale molto, molto richiesto e che ha un valore notevole. Accanto a questo chiaramente eravamo nell'ambito della guerra fredda, quindi un'iniezione diciamo, di comunismo anche in Sud America, dove il Cile ormai è quasi al polo sud, era una cosa che era ritenuta pericolosa, visto quello che era già successo con Fidel Castro, quindi temevano una sorta di epidemia. Il grande fautore della decapitazione del presidente cileno è Kissinger, segretario di Stato, il quale organizza assieme alla CIA il colpo di Stato e sarà poi chiamato dai giudici americani a tenerne conto. Naturalmente la figura del presidente Kissinger era troppo intoccabile, più intoccabile del suo presidente, che era Nixon. Nixon viene defenestrato, ma probabilmente c'è un effetto eco da Kissinger a... Però sta di fatto che il colpo di Stato si fa e naturalmente l'esito poi successivo lo conosciamo, perché per più di 15 anni Pinochet rimane al potere e farà dei disastri mostruosi. Certo. Sandona, cosa vuole aggiungere? C'è qualcosa che vuole aggiungere alla... Beh, insomma, mi sembra che sia stato detto già abbastanza. Peraltro il Cile è un paese che conosco anche molto bene, sono stato anche al Palazzo della Moneda
dove appunto Allende si è suicidato, così sembra, insomma, certo, che lui si è suicidato proprio a seguito di questo così assedio che era stato fatto negli ultimi giorni della sua presidenza da parte delle truppe dell'esercito del Cile, dei Carabineros, che stavano lì fuori, insomma, e che hanno addirittura anche bombardato il palazzo, quindi si è visto anche prima sì, delle immagini. Quindi poi insomma si conosce bene anche la storia anche del Sud America, come diceva adesso il professor Case, e anche in particolare del Cile. Il Cile ha un esercito molto forte tradizionalmente, ha combattuto anche parecchie guerre, diciamo, regionali con gli altri stati, insomma. Ha preso pezzi del territorio della Bolivia, ha avuto una guerra anche con l'Argentina per controllo di una parte del sud del Cile, quindi l'esercito ha sempre avuto una grande influenza all'interno del paese appunto, ed è stato poi l'inizio anche di una serie di regimi praticamente che poi si sono avuti in Sud America, fra cui in Brasile, in Argentina, in Uruguay e in quasi tutti gli stati del Sud America, insomma. E quindi è stata sicuramente Allende è una figura storica. Peccato fra l'altro che si ricordi così poco, magari qualche giovane lo conosce per la figlia, perché la figlia poi è una scrittrice di successo e ha fatto dei libri che sono stati vendutissimi, e quindi sicuramente è un personaggio che bisognerebbe ricollocare e riscoprire anche maggiormente storicamente. Ecco, beh, c'è stata anche la musica che ha aiutato, come dire, la memoria con gli Inti-Illimani, forse li ricorderete. Guardi, vi proponiamo un breve brano, lo ascoltiamo assieme. El pueblo unido jamás será vencido. 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 30-40 secondi, dopo lo cambia. E abbiamo l'audio molto alto. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Ecco qua, rientrati in studio, giusto un piccolo assaggio per ricordare un gruppo musicale che comunque ha avuto anche un notevole successo. Andiamo avanti con le nostre ricorrenze, adesso ci spostiamo in Unione Sovietica, il 7 settembre del 1953. L'Unione Sovietica volta pagina con l'elezione di Nikita Khrushchev a segretario del Partito Comunista. Sentiamo. Nikita Khrushchev diventa segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e subito dopo avvia un lento processo di destalinizzazione del paese. In particolare riabilita gli epurati e i deportati nei gulag, 1000 dei quali alla fine del 1953 hanno già fatto ritorno a casa. Khrushchev si adopera per creare un clima di distensione con l'Occidente, incontrando i presidenti degli Stati Uniti Eisenhower e Kennedy. Il suo nuovo corso, ispirato ai principi della coesistenza competitiva, subisce una breve interruzione nel 1962 con la crisi cubana dei missili. Khrushchev tuttavia decide di smantellare le basi missilistiche sull'isola per evitare la catastrofe di una nuova guerra. Sul piano interno viene accusato di aver contribuito alle disfunzioni dell'economia. Nel 1964 è costretto a dimettersi da tutte le cariche. Allora, eccoci qua, ci siamo spostati dal Sud America all'Unione Sovietica in un periodo sicuramente importante per il Paese. Questa elezione è la svolta, possiamo dire così. Graziano Azzalin. È una svolta, poteva essere una svolta, non ha purtroppo generato, diciamo, quello che era un processo che lui in qualche modo avrebbe voluto determinare, insomma si può leggere così, insomma in termini benevoli, insomma Khrushchev comunque
sì, ha segnato per alcuni aspetti la storia di quel paese, però ricordiamo quegli anni, insomma, gli anni della guerra fredda, gli anni, insomma, i fatti di Cuba stanno a significare quanto alta era la tensione e su quali rischi il mondo correva. Ecco, diciamo che nel momento in cui alcune cose non andavano avanti, non hanno dato i frutti sperati, poi Khrushchev è stato in qualche modo archiviato, insomma, e dopo, tant'è che insomma, dopo il 64 l'Unione Sovietica ha continuato in quel percorso, insomma, che non poteva durare, insomma. Certo. Luciano Sandonà, cosa dice? Una figura anche del periodo della guerra fredda, però abbiamo sentito nel servizio che anche proprio durante la crisi cubana, missilistica cubana, ha avuto un ruolo. Ha mantenuto i nervi freddi, poi ha fatto anche un passo indietro quando è stato il momento più delicato, quando proprio le navi dell'Unione Sovietica erano anzi i missili erano già stati portati su Cuba, e lui ha fatto un passo indietro molto importante, direi anche per il mondo intero, perché in quel momento lì la tensione in quei giorni lì era altissima. E poi è stato l'unico segretario del PQS che è stato sostituito finché era ancora vivo, insomma, perché poi tutti gli altri, insomma, poi c'è stato Gorbaciov, insomma, che ha visto la fine dell'Unione Sovietica. Lui è stato l'unico che è stato sostituito poi da Brezhnev, e quindi insomma, anche a suo modo, insomma, è stata una figura, come diceva anche Azzalin, che ha riformato in parte, diciamo, anche l'Unione Sovietica, non ha fatto fino in fondo quello che si poteva fare all'epoca. D'altronde i tempi erano anche quelli che erano, perché insomma i tempi erano molto più difficili rispetto ad ora, e quindi i blocchi contrapposti erano molto più, insomma, determinati, e il muro era sicuramente quasi invalicabile anche per uno come Khrushchev. Io per esempio un'altra cosa che voglio citare è quando lui con un decreto ha fatto passare all'interno degli stati della ex Unione Sovietica la Crimea da stato russo, l'ha dato all'Ucraina, e questo ha anche determinato una parte della crisi di questi giorni, di questi ultimi anni che stiamo vivendo, insomma. Certo. Professor Casali, quanto si è rischiato effettivamente in quel periodo con la crisi cubana? La crisi cubana? La crisi dei missili. È difficile da capire, perché non si sa quanto fosse enfatica la cosa e quanto effettivamente fosse gestibile. Sicuramente il merito va dato a Kennedy. Kennedy e al fratello di Kennedy, che gestirono l'operazione contro la volontà dei generali e dell'esercito. Qui fu una cosa abbastanza complicata. Poi chiaramente Gorbaciov Khrushchev si rese conto che la situazione era pesantissima e riuscì a superare questa crisi, che sarebbe stata forse l'inizio di un conflitto che non si sapeva bene dove sarebbe andata. Per chiudere questo diatriba tra Stati Uniti e Unione Sovietica, Kennedy propose di togliere i missili dall'Iran, dalla Persia, operazione che già era in atto, perché ormai c'erano i missili continentali che supplivano a dei missili che potevano essere mal gestiti in un territorio abbastanza critico come era l'Iran di quell'epoca, e quindi le cose andarono per il verso giusto. Sicuramente Khrushchev ebbe un grande peso nella politica internazionale e fu una grande fortuna per gli Stati Uniti, perché ancora non si riesce, al di là di quelli che sono state le azioni criminali di Stalin, ancora non si riesce a capire il peso che ha avuto Stalin nel dominio del nostro pianeta. Allora, nell'accordo di Yalta, Stalin accettò di entrare in guerra contro i giapponesi,
e arrivò al punto di impossessarsi di tutta la Cina perché gli americani non sarebbero riusciti a sconfiggere i giapponesi. L'imperatore giapponese si trovava alla fine nella necessità di decidere se si arrendeva ai sovietici o si arrendeva agli americani. Gli americani ci misero anche 2 pillole che erano le bombe atomiche, però tutto sommato le bombe atomiche, pur essendo un fatto eclatante, fecero molto meno morti, per esempio, dei bombardamenti in Germania, che assommavano a quantità enorme di persone che morivano con le bombe tradizionali, chiaramente con una flotta e tutto il resto. Questo ha indotto chiaramente il Giappone a dare un taglio alla questione, anche se già l'imperatore aveva già deciso la resa del Giappone ed aveva contro la classe, diciamo, dirigente del Giappone, che invece tendeva a continuare la guerra, il conflitto. Tornando al discorso del nostro presidente, abbassò il livello di scontro al punto tale che allora la guerra fredda cominciò a prendere un lato positivo nei confronti dell'Occidente, perché era veramente una situazione molto difficile. Quando finì il secondo conflitto mondiale, Churchill disse una frase molto importante: abbiamo ammazzato il maiale sbagliato, riferendosi a Stalin. E questa era la situazione, però non poteva essere diversamente. Tutto il conflitto fu portato perché da parte ovviamente degli alleati occidentali, quindi Inghilterra, Olanda e Stati Uniti, allo scopo di far sì che il conflitto avvenisse tra Germania e Unione Sovietica. Più quel conflitto continuava e maggiore sarebbe stata la probabilità di paesi occidentali di avere un vantaggio. Però attenzione, se noi andiamo a vedere i confini della seconda guerra mondiale, all'Occidente è rimasto poco niente, perché l'Austria era indipendente perché era stato un accordo di Alta, gli austriaci, diciamo, il territorio austriaco restava al di fuori, no? È stata liberata la Francia e c'era mezza Germania. Tutto il resto, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, eccetera, restò in mano all'Unione Sovietica. Quindi questo dà la misura di chi avesse avuto un peso notevole all'interno di un conflitto che sicuramente era terribile, ma era soprattutto un conflitto tra tedeschi, il mondo, diciamo, della Mitteleuropa e l'Unione Sovietica. Cantarutti, cosa aggiungiamo a questo commento del lavoro di Nikita Khrushchev? Ma ho sentito nel servizio dire che ha avviato una destalinizzazione dell'Unione Sovietica, quindi avrebbe reso, sembra quasi più umano, più simpatico, più democratico il comunismo. Mi viene da chiedere che cosa fosse stato il comunismo ai tempi di Stalin, se quello di Khrushchev era umano. Ricordiamo tutti simpaticamente il film di Peppone e Don Camillo, no? Con Don Camillo che si intrufola nella comitiva che va a visitare la patria della democrazia, con la comitiva guidata da Peppone. Ebbene, quando arriva là si accorge di quale fosse l'Unione Sovietica di Khrushchev. E allora far passare il messaggio che Khrushchev quasi quasi avrebbe così umanizzato o reso più democratica l'Unione Sovietica e, come diceva il professor Casi, tutta l'Europa dell'Est, alla fin fine, perché più di metà Europa era sotto il dominio, sotto la dittatura sovietica. Beh, insomma, mi sembra un'affermazione un pochino azzardata. Che avesse avviato questo processo, ce ne hanno messi fino alla caduta del muro di Berlino nell'89, ci siamo dovuti subire tanto di quel comunismo che metà basta. E purtroppo c'è anche da dire una cosa: quando il professore poco fa ricordava che metà Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale era caduta sotto la pesantissima dittatura comunista, è perché l'Unione Sovietica era arrivata per prima a conquistare il Reichstag. A Berlino erano arrivati i russi
prima degli americani e purtroppo, o per fortuna a seconda delle situazioni, ma i simboli sono molto importanti. Quindi i russi hanno potuto rivendicare il peso di, ricordo, 40 milioni di morti, così disse Stalin, aveva subito l'Unione Sovietica. Buttò questi 40 milioni di morti sul tavolo delle trattative e quindi riuscì ad ottenere molte cose che un'Unione Europea, che all'epoca non esisteva, diciamo un mondo occidentale, sfinito, distrutto dalla guerra, non era più in grado di difendere. Khrushchev, noi lo ricordiamo, al di là dei film di Peppone e Don Camillo, lo ricordiamo anche per il più famoso gesto che forse si è verificato alle Nazioni Unite. Ricordiamo Khrushchev che durante una veemente allocuzione alle Nazioni Unite, appunto sul palco dell'ONU, si toglie una scarpa e la sbatte violentemente sul tavolo a rafforzare le proprie idee. Quel gesto, o qualcuno gliel'ha tirata addosso, forse l'ambasciatore americano, qualcuno maligno disse, gli tirò addosso la scarpa, lui la raccolse e la sbatté sul tavolo. Sto scherzando naturalmente. Comunque questa è l'altra immagine di un uomo che è riuscito a governare per lunghi periodi la superpotenza russa, e tutto sommato io non lo vedo come un grande eroe. Questa destalinizzazione mi sembra un po' come la situazione di coloro che dicono beh, per fortuna è andato via il mostro brutto e cattivo che tutti avevamo sopportato, Stalin, è arrivato un altro che magari si fa la barba la mattina, sembra più umano, ma i metodi di governo erano sempre quelli comunisti, quindi palesemente contrari a ogni aspetto democratico che invece governava l'Europa occidentale. Mazzalini vuole replicare a quello che ha detto Cantarutti? Ma no, non ho da replicare, voglio dire, cioè la guerra non era finita, insomma, era finita da pochi anni, voglio dire, cioè il mondo era diviso in blocchi contrapposti. Io non sto a giustificare quello che è successo, dico però che era stato comunque avviato un percorso, un processo, tant'è che poi lui ne pagò le conseguenze, perché voglio dire no, internamente non si accettavano determinate, diciamo, aperture tra virgolette, ecco. Questo per dire che in qualche modo viene ricordato per questo, dopodiché alcuni fatti che l'hanno reso famoso, insomma, stanno a significare che l'uomo era in qualche modo un uomo che, insomma, caparbio, determinato su alcune azioni, insomma, però ecco il blocco, il sistema di potere non consentiva allora più di quello che è stato fatto. Chissà se oggi Trump, permetto una battuta, chissà se oggi Trump riuscirà ad essere così saggio da non voler portare alle estreme conseguenze la crisi la chiamo atomica, che sembra sussistere in Corea, che mi ricorda per alcuni aspetti la crisi di Cuba del 62. Cosa dice, professore? Ci sono delle analogie? Abbiamo un pasto abbastanza complicato. Ma volevo dire che Gorbaciov tentò, perché c'era una nomenclatura nell'Unione Sovietica talmente potente che Gorbaciov da solo, Khrushchev da solo non sarebbe riuscito a smontare nulla, però liberò i prigionieri politici, quelli che erano ancora vivi, perché gli altri erano già stati fatti fuori. Questo fu un gesto abbastanza, diciamo, rivoluzionario in uno Stato ridotto come l'aveva lasciato Stalin. Quanto al discorso di Cuba e Corea, io direi che le cose sono un po' diverse. A mio avviso la Corea è il braccio armato della Cina. La Cina oggi non si può permettere di fare sperimentazioni nucleari o fare grandi gesti di questo tipo, e quindi deve restare col profilo molto basso, ma mette avanti un paesino, una regione molto piccola, che si vanta di poter così sfidare gli Stati Uniti. E questo è il punto di debolezza degli Stati Uniti, che se si innesca un meccanismo bellico con la Corea è un dramma per gli Stati Uniti. Posso porre una domanda che mi ha incuriosito, un problema che è stato posto in radio questa sera mentre arrivavo qui in trasmissione. Ho sentito il professor Fusaro, quello che tutti convediamo in televisione, ospite invece della Zanzara, e lui ha posto questo problema: perché la Corea dovrebbe disarmarsi unilateralmente quando il suo competitor, il suo contraddittore, gli Stati Uniti, sono armati fino ai denti?
Perché è una convenzione internazionale. Sì, ho capito, però le convenzioni internazionali prevedono molte altre cose. Cito, non so, la liberazione delle alture del Golan da parte di Israele, gli Stati Uniti si guardano bene dal farle rispettare. Trovo che il problema sia quello di dire siamo nelle mani della politica gestita dal più forte, come è sempre stato nella storia. Certo. E qui quindi è necessario a maggior ragione che ci sia la saggezza e la lungimiranza politica che ha avuto Khrushchev, diamogliene atto, nel fare un passo indietro nella crisi a Cuba. Quando io, così più o meno provocatoriamente, prima ho detto chissà se Trump saprà fare, non dico un passo indietro, ma almeno fermarsi per non innescare qualcos'altro, forse dobbiamo chiederci se le superpotenze sono in questo momento, Cina in primis e Stati Uniti, sono nella condizione di potersi di poter dialogare e di potersi fermare prima che sia troppo tardi. Allora, se è stato lanciato un embargo nei confronti della Corea del Nord da parte degli Stati Uniti, che devono naturalmente tutti i paesi occidentali seguono questo diktat che è giusto che sia così, il maggiore fornitore, il 95% del prodotto che viene importato in Corea del Nord viene dalla Cina. Mi scusi, se tagliamo quello cordone ombelicale sono tutti morti di fame. Allora, se partiamo da questo presupposto, riusciamo a capire che funzione ha la Corea nei confronti della Cina. Alla Cina sta bene la Corea. È il braccio armato e la provocazione, perché Trump ha fatto la campagna elettorale contro la Cina e la Cina ha detto bene, vuoi la guerra? Io non la farò mai. La Cina ha una politica estera antibellica. La Cina compra il mondo e sta comprando tutta l'Africa a suon di dollari. Non so perché ne ha tanti, ma comunque li sta comprando. Infatti la Cina non risulta aver mai dichiarato guerra a chi che sia. Perché la moneta cinese non vale nulla. Come mai ha tanti dollari? Si domanda. Allora, andiamo avanti, oggi è l'8 settembre, nel 1943, l'8 settembre viene annunciata l'entrata in vigore dell'armistizio, il maresciallo Badoglio annuncia appunto l'entrata in vigore. Noi lo ricordiamo con due brevi pezzi di un film Tutti a casa con Alberto Sordi per la regia di Luigi Comencini. Sentiamo. Dammi la linea militare, presto! Il signor colonnello! Signor colonnello! Tenente Innocenzi! Accade una cosa incredibile! I tedeschi si sono alleati con gli americani! No! Allora tutto è finito, signor colonnello! Ma non potreste avvertire i tedeschi che stanno continuando a sparare! Mi scusi, signor colonnello, ma cerchi di comprendere. Io ero all'oscuro di tutto. Quali sono gli ordini? Codegato! Tieni, metti via. Ma è tutta la notte che camminiamo, cosa femo, signor tenente? Ah, ragazzi, ve lo dico prima, Un altro che mi domanda che facciamo, gli do un cazzotto in testa. Andiamo, in marcia! Dammi 3 sigarette a credito, orco cane. No, non faccio più credito a nessuno, la decade la vedo male, fra tutti mi dovete più di 150 lire. Per questo Badoglio, l'armistizio non poteva aspettare a farlo dopo che aveva dato la paga. Ma quella l'ha fatta apposta, chiamalo stupido. Prima mi rovina il commercio con la guerra e poi con la pace. Signor tenente, i tedeschi! Dove? Là! Fermo Putonelli! È soltanto uno, fermi al vostro posto. Io, prigioniero. Tu mi devi vai, prigioniero. Come prigioniero? Io basta guerra, prigioniero. Non vedi questo, io chissà che mi credevo, mi ha messo pure paura, ma vattene a piano. Andiamo ragazzi, su avanti in marcia, qui c'è un matto, c'è. Fare prigioniero io. Non posso fare prigioniero io. E allora ecco queste due piccole, chiamiamole gag, di un film che ha fatto storia e che racconta un momento della nostra storia particolarmente importante. Ormai quando si parla dell'8 settembre si parla dell'armistizio, Sandona. Beh, è anche drammatico per molti versi, è stato questo cambio di alleanza così improvviso e annunciato per radio
appunto da Badoglio, con questo famoso annuncio che ha fatto anche la storia, insomma, del nostro paese, e che poi ha portato anche al disarmo delle nostre truppe, a tantissimi nostri reparti che sono stati diciamo anche presi prigionieri dagli ex alleati fino a qualche giorno prima, e anche ad episodi, insomma, anche fra i più cruenti della nostra storia, perché basti che ci ricordiamo, non so, Cefalonia, dove alcuni nostri ufficiali hanno rifiutato di consegnarsi ai tedeschi, hanno combattuto poi con le truppe alleate, insomma, e sono stati degli episodi particolarmente cruenti, insomma, ecco. Tutto questo va posto anche così in un filone generale, poi che è quello che poi l'Italia nelle guerre mondiali poi ha cambiato l'alleanza nella prima guerra mondiale, prima di cominciare la guerra, perché eravamo alleati esattamente al fronte opposto, diciamo, fino a un anno e mezzo prima, e poi nella seconda guerra proprio durante la guerra, e questo è stato sicuramente poi ci sono anche stati tutte le conseguenze, diciamo, a questo, che poi ci ha fatto entrare anche nell'alleanza con gli alleati, insomma, a pieno titolo, quindi anche con la guerra partigiana e tutto il resto. Sono state anche delle pagine, insomma, anche gloriose della nostra storia, diciamo, in armi, ma insomma, come non ricordare le centinaia di migliaia di ex combattenti italiani che sono stati internati nei campi di prigionia in Germania, o tanti altri episodi, il nostro paese che poi è stato occupato dai tedeschi, e via discorrendo, quindi le pagine drammatiche, appunto, degli ultimi 2 anni di guerra. Poi. Certo, Lazzalina, un 8 settembre che è una linea di demarcazione. È poi una linea di demarcazione e diciamo che è da lì che nasce poi il paese, la Repubblica sostanzialmente, anche se, voglio dire, no, c'è stata tutta la fase della guerra partigiana, poi, insomma, però è da lì che è nata l'Italia che conosciamo, insomma, ecco, che c'è stata la svolta, non c'erano alternative. L'Italia era ormai insomma, sfinita, non aveva più nulla da dire, diciamo, in quel conflitto bellico, se non quello di cercare di contenere, diciamo, un po' i danni, diciamo, all'ultimo, insomma, cioè, proprio, quindi mi pare che, insomma, seppur nella confusione che ha generato, insomma, da lì c'è stata una svolta che i film di Comencini in maniera molto anche fa sorridere, via, insomma, però evidenziano la drammaticità e la confusione, insomma, che ha generato quella fase, quelle decisioni così convulse. Però, insomma, non vedo alternative, insomma, in quel percorso che è iniziato e che ha determinato poi dopo, in qualche modo, i fatti successivi, insomma, ecco, che si sono... Certo, che sono avvenuti. Professor Casen, dicevo, una linea di demarcazione alla quale poi fa seguito un periodo, l'abbiamo visto anche nelle sequenze, seppur appunto così magari fanno sorridere, poi ci si è resi conto di quello che era il caos che... Sì, fu fatto un armistizio un po' forzato, il Herrera dalla parte voleva interrompere quel conflitto e ne aveva una buona ragione. Mussolini era stato praticamente messo da parte e non contava più nulla, e a questo punto l'Italia è stata abbandonata a se stessa. Ma l'inghippo qua sta in qualche giorno prima o dopo dell'annuncio dell'armistizio, della resa dell'Italia praticamente. Perché l'annuncio fu anticipato dal generale Eisenhower per paura che la notizia arrivasse tramite altre vie ai tedeschi e quindi potessero in qualche maniera organizzarsi meglio contro una situazione che è una sorta di colpo di Stato.
E quindi lo annunciò spiazzando anche l'Italia, e difatti il primo annuncio fu fatto da Eisenhower, il secondo annuncio fu fatto da Badoglio qualche ora più tardi, perché fu avvisato che c'era stato già l'annuncio da parte degli alleati, e quindi dovete prendere atto. A questo punto ci fu la grande fuga del re d'Italia assieme alla famiglia, e gli italiani, e ne abbiamo l'esempio nel film, vengono abbandonati a se stessi, non capiscono nemmeno qual è il loro nemico futuro. Se sono, come diceva Alberto Sordi, se sono i tedeschi che sono alleati agli americani perché sparano contro di noi, quindi evidentemente se gli americani sparano contro di noi, allora i tedeschi sparano contro di noi, quindi sono alleati loro due. Ecco, per capire la gag che era stata portata dentro il film. Questa è la situazione, è una situazione tipicamente all'italiana, dove poi sicuramente c'è stato un movimento partigiano notevole che ha creato una consapevolezza, quindi una nazione che nasce finalmente dalla volontà del popolo e non dalla volontà dei Savoia, che fu il disastro dell'Unità d'Italia. E qui ci fu un inizio, si arrivò alla Repubblica, e la Repubblica ha portato a quello che è stato... Quello che ha decapitato la Repubblica Italiana quando si formò fu la Guerra Fredda, perché determinò uno strapotere di un solo partito nei confronti di tutti gli altri della Democrazia Cristiana. Diciamo che Pacelli era quello che i primi governi dello Stato italiano venivano dettati, scritti di pugno dal Papa, ecco, quindi questo dà la misura del peso che aveva la Chiesa in quel momento nei confronti degli altri partiti. Cantarutti, cosa aggiungiamo a questo 8 settembre 1943? Ma sarebbe un discorso molto lungo, perché è stata una data sicuramente fatale, per usare il linguaggio mussoliniano. Non si può non sottolineare due cose. La prima, che questa resa, questo voltafaccia dell'Italia ha provocato il disprezzo di quelli che fino a quel giorno erano gli alleati. I tedeschi ci dissero di tutto e di più, ma ha provocato anche e soprattutto l'ilarità, diciamo quasi la commiserazione dei nuovi alleati, cioè degli inglesi in particolare, anche degli americani, i quali erano accomunati con i tedeschi nel ribadire come gli italiani non avessero mai finito una guerra con gli stessi alleati con i quali l'avevano iniziata. Era così stato nella Prima Guerra Mondiale. Noi eravamo fieri della Triplice Alleanza, venivano organizzate manifestazioni per la Triplice Alleanza fra Italia, Germania e Austria. Un mese circa prima della guerra, dell'inizio della Grande Guerra, ci fu questo voltafaccia dell'Italia che si schierò viceversa con l'Inghilterra e la Francia contro gli imperi centrali. La stessa cosa era accaduta in precedenza nelle guerre risorgimentali, eccetera. Quindi diciamo che chi aveva il governo dell'Italia, i Savoia, si era sempre reso responsabile di questi voltafaccia, e dopo aver unito l'Italia l'ha portata al disastro. A disastro che prima è stata l'immigrazione colossale che l'Italia Unita ha provocato alla fine dell'Ottocento, e poi sono fuggiti i Savoia, sono fuggiti codardamente, perché ricordiamo che non è che sia capitato tutto così per caso, il re si è trovato un po' in difficoltà. Il re è scappato di notte con la sua famiglia, il re d'Italia, se n'è andato in quel di Brindisi lasciando una parte stessa della sua famiglia in balia dei tedeschi, e mezzo popolo italiano, cioè da Roma in su, l'ha abbandonato ai tedeschi. Quindi direi che questa data va ricordata in maniera triste sicuramente per questi episodi che hanno afflitto l'Italia. A voler tutto concedere, cerchiamo di guardare qualcosa di positivo, il bicchiere non mezzo ma almeno un pochino pieno, possiamo dire che è stata la nascita di una consapevolezza democratica e repubblicana, cioè i Savoia, questi re che ormai sono ben lontani come senso dello Stato da quelli che possono essere le dinastie, che so, olandesi piuttosto che britanniche o comunque del nord Europa, sono dei codardi che sono fuggiti, chi se ne frega del popolo si arrangi. Questi sono stati i Savoia dopo aver provocato, e sottolineo provocato, l'unità d'Italia. Quindi
guardiamo che almeno dall'8 settembre è cominciato un percorso che ci ha portati a capire il senso della democrazia. Benissimo, andiamo avanti, passiamo al 9 settembre 1976, la morte di Mao Zedong. Sentiamo. 9 settembre 1976. Muore Mao Zedong, presidente della Repubblica Popolare Cinese dal 1949. Reinterprete del marxismo-leninismo alla luce dell'esperienza cinese, compie un'imponente riforma agraria, nota come il Grande Balzo in Avanti, con cui avvia la collettivizzazione della terra. Consolidato il potere, rompe l'alleanza con l'Unione Sovietica e lancia la sua rivoluzione culturale con l'uso sistematico della repressione violenta del dissenso. A Mao vengono attribuiti la creazione di una Cina unificata e libera dalla dominazione straniera, l'intervento cinese in Corea, l'invasione del Tibet e il conflitto sino-indiano del 1962, l'uso sistematico della repressione e dei lavori forzati, lo sterminio di milioni di contadini nella riforma agraria del 1951, la carestia del 1958-1961 e la violenza della rivoluzione culturale. Tra il 1959 e il 1961, nel periodo del Grande Balzo in Avanti, si stima che a causa della sua politica morirono tra i 13 e i 46 milioni di cinesi. Ecco, Mao Zedong, una figura importantissima, una figura che ha segnato pesantemente, lo abbiamo sentito nel servizio, la storia della Cina. Professor Casen, inizierei da lei qui. Allora, l'importanza innanzitutto di ricordare queste figure. Questa sera stiamo parlando di personaggi che hanno sicuramente segnato la storia. Le giovani generazioni probabilmente magari le conoscono in maniera marginale. Mao Zedong è la creatura di Stalin, cioè non darei molta importanza come persona che è stata in grado di unificare la Cina. Gli americani avevano come antagonista del Giappone, avevano finanziato Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek era un generale appunto cinese che contrastava naturalmente l'invasione dei giapponesi e fu un disastro. Anche lì parliamo di decine di milioni di morti, ma non per la guerra, ma per la semplice invasione da parte del Giappone, invasione della Cina. Soggiogarono la Cina e naturalmente con il patto di Yalta ci fu questo accordo dove il Churchill fu molto contrario a questo accordo, ma gli americani non avevano possibilità di scelta, dovevano avere un partner in grado di attaccare la Cina dalla parte occidentale e quindi non poteva. E così Mao Zedong, Stalin inviò migliaia di carri armati e cominciò la grande invasione. Naturalmente aveva bisogno di una persona di riferimento anche lui e scelse Mao Zedong, che fece la famosa lunga marcia che poi fu decantata ma va ridimensionata in maniera sostanziale. Era una persona di riferimento che quando andò al potere mise in pratica il sistema stalinista, cioè la decapitazione, il genocidio di tutti coloro che appartenevano a classi non agiate, ma comunque che mantenevano la cultura della vecchia Cina, della Cina imperiale. Distrusse le scuole, distrusse le università, distrusse tutto e disse che il futuro era dell'agricoltura. E così rimise in piedi una generazione nuova, priva di esperienza e priva di qualsiasi altro connotato. Ci furono vari momenti di questa persecuzione dei cinesi che non la pensavano, bastava solo che si esprimessero in maniera non consona, magari con un linguaggio tradizionale, e già questo era oggetto di persecuzione. La Cina fu la lunga mano dell'Unione Sovietica finché non ci fu poi lo strappo, e qui dobbiamo dar atto a Kissinger che riuscì a fare questo strappo e riuscì a organizzare la famosa partita di ping pong, aprendo le porte alla Cina comunista e riuscendo poi, la conseguenza di questo è stato che finalmente la Cina,
che rappresentava oltre 1.300 milioni di persone, potesse essere rappresentata all'ONU. Non era dentro l'ONU. Teniamo presente che l'ONU fu fatto dai vincitori, non fu fatto dalla popolazione mondiale. Chi vinse la guerra organizzò le 5 potenze, organizzò l'ONU, e sulla base dell'ONU poi fu gestito tutto quello che era stato. Ma l'ONU ebbe vita breve, tant'è che oggi l'ONU ormai non conta più nulla. Gli Stati Uniti non pagano nemmeno la tassa che dovrebbero, il contributo che dovevano versare alle Nazioni Unite, perché non ci credono più. Ormai è diventata una cosa non gestibile. Ecco, la Cina, questo è Mao Zedong. Gli Stati Uniti si limitarono a occupare Formosa e darla a Chiang Kai-shek, e quindi di fatto è territorio cinese, ma è territorio cinese, diciamo, con un accordo ben preciso che rimane a Chiang Kai-shek, mentre la Cina, tutta la Cina restava a Stalin e a Mao Zedong. Certo, Sandona, vuole aggiungere qualcosa? Cosa diciamo? Ha fatto una grande analisi storica. Beh, uno dei meriti di Mao, insomma, tutto quello che è successo è stato sicuramente quello di scacciare anche gli stranieri, perché gran parte della Cina era occupata dai giapponesi e anche lì, insomma, si ricordano gli episodi, specialmente durante la guerra, molto molto drammatici, ecco. E poi un altro merito, diciamo, che è stato determinato sicuramente da un controllo totale dello Stato anche sui cittadini, sulla società, eccetera, è stato anche quello del controllo delle nascite, perché la Cina era già un paese abitato, molto abitato, c'erano tantissimi abitanti, e c'era una media di figli per donna che era ben superiore, mi sembra, ai 7 figli, era sui 7 figli per donna. Quindi questo è stato poi anche una delle norme che è stata posta poi durante anche il periodo di Mao, per tenere a bada la popolazione, perché uno dei problemi, il problema fondamentale della Cina è che non riusciva a dare a mangiare a tutta la popolazione che doveva sfamare, perché la Cina ancora adesso è il paese più abitato del mondo, mi sembra sono circa 1.300 milioni di abitanti, membro fra l'altro permanente dell'ONU, come diceva prima. Non permanente. Non è permanente. Aggregato, sì. Aggregato dell'ONU, però insomma ha usato fortemente questo suo ruolo anche in parecchie decisioni anche importanti che sono state fatte anche nello scacchiere internazionale negli ultimi anni. Adesso in questo momento la Cina è un'altra cosa, anche se continua formalmente a essere governata dal Partito Comunista, però insomma c'è un sistema che è veramente difficilmente duplicabile in qualsiasi altro paese al mondo, insomma, no? Ha cambiato, un sistema di questo tipo, un sistema capitalista, fortemente capitalista al proprio interno, ma dominato senza politica. Io a volte parlo con dei cittadini cinesi, ne abbiamo tantissimi anche che vivono qui da noi, loro non parlano mai di politica. Non si occupano di politica, non è una... Ecco, anche questo è una cosa molto curiosa. Ecco. Capitalcomunismo. È un capitalcomunismo. Esatto. Mazzalini, concorda? Ma io non so se un altro sistema, diciamo, politico avrebbe permesso a quel paese poi di, diciamo, in qualche modo sopravvivere. È vero anche che ci sono state quelle violenze, insomma, voglio dire, la breve ma esaustiva, insomma, quello che ha detto il professor Casa, insomma, già ci dà il quadro complessivo, però voglio dire, ecco, va contestualizzato chiaramente su quel paese, insomma, di allora, insomma, e poi è nato anche la Cina moderna. La Cina, si diceva prima, non ha bisogno di dichiarare guerra, non ha mai dichiarato guerra, perché la Cina può far fallire in qualsiasi momento anche gli Stati Uniti senza dichiarare guerra. Cioè, voglio dire, è talmente forte sul piano economico che non ha bisogno di dichiarare guerra. Questo è il dato. E allora un paese di quelle dimensioni geografiche, demografiche, via, poteva sopravvivere
poteva affermarsi attraverso altri sistemi. Non lo so, ecco, questo non vuole essere una mancanza di rispetto chi ha sofferto, chi è morto, chi ha subito, e voglio dire, no, l'assenza di libertà è una delle peggiori cose che, voglio dire, è che finalmente, insomma, in tanti paesi si è potuto superare. Però ecco, credo che alla fine questo abbia permesso poi di costruire quello che è la grande Cina di oggi. Cantarutti. Una volta di più non mi trovo d'accordo con Graziano Azzelin, perché sembra quasi che si vuole far passare questo messaggio. Il regime comunista di Mao Zedong era inevitabile in quella particolare situazione storica. Ebbene, abbiamo lodato tutti finora, ma credo che sia unanime, la lode nei confronti delle capacità, dell'intraprendenza di quella che oggi viene chiamata sui mercati la tigre cinese. Questi sono veramente in gamba e in pochissimi anni sono riusciti a assumere il controllo del mondo, fondamentalmente da un punto di vista economico e finanziario. Bene, se Mao Zedong non li avesse tenuti sotto la cappa per cui dovevano essere tutti agricoltori, no? Bisognava dimenticarsi l'università, dimenticare l'istruzione, dimenticare le libere professioni, l'importante era fare gli agricoltori. Se Mao non avesse fatto questo, forse, consentitemi quella che ovviamente è una battuta, forse noi saremmo sotto il giogo economico e finanziario cinese da molti e molti anni. Da uomo di cultura liberale dell'Occidente dico, per fortuna che c'era Mao in Cina, mi dispiace tanto per i cinesi, ma ci ha consentito di poter ricostruire il mondo occidentale, l'Europa in particolare, dopo la guerra, senza doverci preoccupare immediatamente del pericolo cinese. Il giudizio storico su Mao non mi sento di darlo perché non sono così esperto di cose cinesi, però insomma per quello che è dato conoscere alla comune esperienza credo che sia un giudizio accumulabile a quello di Stalin, come diceva anche prima il professor Kasen. La matrice è quella, soffocare le libertà. L'importante è che il popolo non si esprima. Tutt'oggi i cinesi rifiutano di parlare di politica, forse un retaggio ancora dei tempi di Mao. Guai a parlare di politica, guai soprattutto se non hai il libretto rosso di Mao in tasca, ti arriva la rivoluzione culturale e ti sotterrano immediatamente. Sì, però io vorrei dire spiegare un fenomeno, una fisiologia della storia. La storia, se noi osserviamo, a ogni cambiamento di regime, di una situazione storica consolidata, immediatamente dopo c'è il dittatore. Crolla l'impero asburgico, crolla l'impero tedesco, no? Prussiano, e c'è Hitler. La crisi dell'Italia, c'è Mussolini. Dopo la rivoluzione francese c'è Napoleone. Pro o contro lo viene molto inneggiato, ma insomma ha fatto. La stessa cosa avviene per tutti i paesi che il crollo dell'impero ottomano cosa ha creato? Ha creato tutta una serie di piccoli dittatori sotto l'egida naturalmente di Francia e Inghilterra, e ha creato la situazione che poi ci siamo ritrovati, ci stiamo tuttora ritrovando, no? È lo stesso il crollo della Cina, il crollo dello zar, la perdita 1917, e lo zar sparisce, no? E c'è la grande rivoluzione, arriva il dittatore, che ha vita breve perché è Lenin, poi succederà che c'è Stalin e Stalin farà quello che dovrà fare, no? E Stalin, il crollo dell'impero cinese, che viene tenuto in piedi dai giapponesi come una colonia, poi quando sparisce, naturalmente arriva il dittatore. Questa è una fisiologia storica che, se lo vedete, è dappertutto, cioè succede regolarmente questo. Quando cambia il sistema, succede il dittatore. Poi c'è una presa di coscienza e allora un po' alla volta si cerca di fare le cose in maniera migliori. Allora, chiudiamo questo nostro spazio dedicato alle ricorrenze storiche ricordando Ugo Foscolo, il poeta che muore il 10 settembre del 1827. Lo ricordiamo con una poesia, Alla sera, la voce di Roberto Erlitzka, un attore italiano. Sentiamo.
Forse perché della fatal quiete tu sei il mago, a me sì cara vieni, o sera, e quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni, e quando dal nevoso aere inquiete tenebre e lunghe all'universo meni, sempre scendi invocata e le secrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai coi miei pensieri sull'orme che vanno al nulla eterno, e intanto fugge questo neo tempo e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge, e mentre io guardo la tua pace dorme quello spirito guerrier che entro mi rugge. Alla sera di Ugo Foscolo, la voce, come diceva, dell'attore Roberto Erlicka. Foscolo è un personaggio che sicuramente è un poeta, dalla vita anche avventurosa, e lo vediamo anche nelle immagini, che ha frequentato non poco il nostro territorio. Cantarutti. Sì, è vero, Foscolo d'altro canto è nato veneziano, cittadino della Serenissima, perché all'epoca Zante faceva parte dei domini da Mar della Serenissima. Però non è ricordato con grande benevolenza all'interno del mondo veneziano, perché quando Napoleone provoca la caduta della Serenissima, il tremendo giorno del Dodese, cioè il 12 maggio 1797, fra le clausole della capitolazione impone che sia eretto in piazza San Marco l'albero della libertà. Sapete, era quel palo con in testa il berretto frigio, simbolo della rivoluzione francese. Ebbene, Ugo Foscolo fu tra coloro che, tra quei pochissimi, che del mondo culturale veneziano danzarono in segno di giubilo attorno a questo palo più o meno simpatico. Lui e la famosa Querini Belzon, l'ispiratrice della canzone che tuttora i gondolieri cantano quando si va a fare il giretto in gondola, la biondina in gondoletta. Anche lei sostanzialmente nuda, insieme a Ugo Foscolo, che faceva parte della cerchia di artisti che frequentavano il suo palazzo sul Canal Grande, fu tra coloro che danzarono in segno di giubilo per la caduta della Serenissima. Per chi come me ha a cuore quelle che sono state le memorie storiche della Serenissima, vedere che si danza sul cadavere di un'istituzione ultramillenaria non fa certamente piacere. Le poesie non mi sono mai piaciute nemmeno ai tempi del liceo. Imparare le poesie di Ugo Foscolo era una sofferenza. Azzalini, anche lei ha questo ricordo di Foscolo a scuola? Che dire, insomma, cioè, Foscolo è stato un grandissimo intellettuale dell'epoca, credo, insomma, dell'epoca neoclassica, quindi insomma proviamo a pensare se non ci fosse stato Ugo Foscolo nella cultura italiana, voglio dire, quindi anche se era una sofferenza studiare una poesia di Ugo Foscolo, credo che rappresenti un riferimento fondamentale per la nostra cultura, le nostre tradizioni. Meno male che insomma non è amato dai veneziani, insomma, quindi questo dire, non so se è più un fatto positivo. Il titolo di merito. Sandona. Ma comunque è nato veneziano e ha attraversato un periodo che è stato un periodo sicuramente un periodo burrascoso, perché da Venezia poi a Napoleone e tutto il resto, insomma, è stato un periodo tremendo, anche, cioè un periodo di grandi cambiamenti, insomma, anche per quel che riguarda il nostro territorio. Lui era anche stato un grandissimo viaggiatore, ha andato in giro, è andato in tantissime parti, ha visitato tantissime parti del nostro paese, e è morto addirittura a Londra, quindi insomma è morto povero a Londra, ha avuto una vita anche molto, molto avventurosa. Ecco, poi insomma tutti noi abbiamo dei ricordi scolastici di Foscolo particolarmente, ha vissuto anche a Padova fra l'altro, quindi e anche nei Colli. Professor Casani.
Sì, sicuramente. E l'uomo del suo tempo interpretava la rivoluzione francese come il futuro del mondo, come effettivamente poi è stato. La rivoluzione francese ha dato inizio alla smagliatura degli grandi imperi e delle grandi potenze dell'epoca, e l'epilogo della rivoluzione francese l'abbiamo praticamente nella prima guerra mondiale, quando gli imperi definitivamente vengono sconfitti ed eliminati. Foscolo era un grande poeta. Chi non ce l'ha fatto amare sono normalmente i docenti di scuola, che fanno soffrire terribilmente gli allievi anche quando hanno un approccio con delle cose fantastiche, cioè si riesce a odiare le cose belle a scuola. E invece bisognerebbe imparare a insegnare, non a insegnare, a far amare queste cose. Poi se uno le ama, le impara immediatamente. Io avevo un professore che ci obbligava a imparare a memoria e quindi me le porto dentro queste cose. Però a distanza di tanti anni averle dentro e ricordarle è sempre una cosa molto bella. Quello che è il massimo di Foscolo sono i sepolcri. E anche qui abbiamo un'interpretazione delle nuove leggi emanate da Napoleone sulla necessità di fare seppellire i morti dentro dei luoghi adatti, e quindi nascono ufficialmente e si obbliga la gente a seppellire i morti dentro il cimitero. E Foscolo con i sepolcri inneggia e si rifà un po' alle tradizioni romane dei padri lari, perché dice la sopravvivenza del morto è nella mente di chi sopravvive e viceversa, cioè è una situazione più univoca. No, il morto conserva la memoria tua e tu conservi la memoria della persona defunta. E questa era un'interpretazione completamente nuova, perché superava il concetto dell'aldilà inteso in forma così cristiana cattolica, e invece pensava che la memoria è la fonte dell'eternità. Bene, allora adesso ci fermiamo, un break pubblicitario, e poi arriviamo al tema della serata, tanto atteso anche, il sondaggione oppure un referendum che sarà un'occasione e darà la possibilità di una svolta al Veneto. Tra poco, dopo la pubblicità.